cartellone straordinario. Devo dire che una delle mie mete preferite quando ero più giovane era Edimburgo, perché là il Fringe Festival era capace di accorpare in una sola giornata innumerevoli eventi che sostanzialmente davano l'imbarazzo della scelta. La stessa cosa la stiamo avviando a Catania, perché quando uno pensa che ogni giorno da qui fino ai prossimi 3 mesi ci saranno 3 eventi in cui sarà possibile spaziare dalla musica al teatro, dalla commedia alla tragedia, dalle arti recitative alle performance canore, ci comprendiamo bene quale offerta si possa dare. L'anno scorso abbiamo avuto 300.000 spettatori, con un incremento dei pernottamenti negli alberghi a dimostrazione anche di una forte presenza turistica. Se a questo si considera anche la qualità degli artisti che saranno impegnati, ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente eccezionale lo sforzo compiuto dai direttori De Caro e Ferraro e dall'amministrazione intera. Ricordiamo, a costi assolutamente risibili per le casse comunali, perché tutto quanto sostanzialmente si autosostiene. Quindi su questo credo che possiamo certamente essere contenti nel momento in cui ci rendiamo conto che poi ci sono alcune cose anche da sottolineare. Scusate se ho dato un occhio agli appunti, perché non solo il Teatro Stabile, non solo l'Istituto Musicale Bellini, non solo il Teatro Massimo Bellini, ma dobbiamo anche ricordare che questi spettacoli saranno compiuti in periferia, secondo quella logica che vuole che non si parli più di periferie o di quartieri emarginati, ma dobbiamo considerarli assolutamente inclusi nella città. Anche questo è un piccolo passo verso l'inclusione che credo debba essere tenuta in adeguata considerazione. Molti spettacoli anche per i giovanissimi. Molti spettacoli per i giovanissimi. Io ho un figlio di 12 anni che praticamente vorrebbe venire a tutti. Non sempre sono felici anche delle sue scelte musicali, però ho visto che comunque raccolgono, intercettano gli interessi dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani, perché da alcuni protagonisti di Sanremo, da Mr. Rain all'Azza, grazie, non sono così. Quindi certamente stiamo vedendo come ci sono moltissimi artisti che appunto riescono a cogliere l'interesse dei ragazzi. Poi ci sono tutta quanto una serie di altri artisti, credo nel mondo del trap, non voglio andare oltre, ma ci sono anche però persone di sicuro affidamento in campo teatrale, penso ad Amanda Sandrelli, penso ad alcune opere che verranno messe, mi pare, immediatamente in scena nei prossimi giorni, quindi non possiamo che essere assolutamente felici e soddisfatti del risultato fino ad ora incamerato per quanto riguarda la programmazione. Adesso attendiamo anche un ritorno di soddisfacimento del pubblico. È anche motivo di ulteriore attrazione turistica, non soltanto i catanesi ma anche tanta gente che verrà da fuori. Assolutamente sì, dicevo prima che l'anno scorso già in coincidenza soprattutto con alcuni eventi abbiamo registrato tantissime presenze di turisti stranieri, l'abbiamo registrato in forza dei pernottamenti che aumentavano negli alberghi. È chiaro che nel momento in cui noi offriamo il concerto di Damien Rice è facile intuire che ci siano anche tantissimi stranieri che possono venirlo a vedere, visto che comunque è un nome internazionale. Grazie.